Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un incidente stradale mortale che si è verificato ieri sera lungo la strada statale 117 bis vicino allo svincolo di Piazza Armerina Nord. Secondo quanto ricostruito, un'auto si sarebbe schiantata contro il guardrail finendo tranciata in due dal ferro. Morto sul colpo il conducente 65enne Calogero Lopresti, carpentiere di professione. Il corpo è stato estratto dai soccorritori nel vano tentativo di rianimarlo. L'auto proveniva da Gela e l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora sconosciute. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi del caso, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Parliamo adesso di un altro incidente mortale, questa volta da Cicatene in provincia di Catania. La vittima è Mario Filetti, un ragazzo di 19 anni che si trovava in sella ad uno scooter. Lo schianto, avvenuto in un incrocio nella zona dell'Eremo di Sant'Anna, si è rivelato letale per il giovane che, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo in ospedale. Al momento dell'impatto il 19enne viaggiava insieme a un altro ragazzo, rimasto ferito e trasportato all'ospedale Cannizzaro in codice rosso. Restiamo nel Catanese, dove un incendio ha distrutto un'abitazione in via Pietra dell'Ova a Canalicchio, frazione di Tremestieri e Teneo, al confine con Catania. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina. All'interno dell'abitazione è stato rinvenuto privo di vita un uomo di 62 anni. Le cause sia dell'incendio che del decesso della vittima sono in corso di accertamento. E chiudiamo con un nuovo sbarco sulle coste siciliane, questa volta al porto di Catania, dove una nave della Guardia Costiera è attraccata con a bordo 347 migranti di nazionalità egiziana, tunisina e siriana che sono stati portati temporaneamente al Palaspedini. Nel frattempo a Lampedusa l'hotspot è ancora sotto pressione dopo l'approdo di 120 migranti che sono arrivati al molo Favarolo dopo essere stati soccorsi al largo da una motovedetta della Guardia Costiera. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.